è stato un privilegio anche per me avere vissuto una parte non indifferente della mia vita a contatto con questo straordinario personaggio con cui ho vissuto momenti affettuosi e momenti di odio, insomma, e quindi con sentimenti diversi, così opposti, come era anche nella personalità dello stesso Nureyev. E sono molto felice di aver ritrovato questo film che sembrava perduto per sempre, di poterlo mostrare agli amici russi, diciamo, con cui ho un rapporto amichevole. Sono molto lieto di poter comunicare questo mio feeling per questo amore per la cultura russa, di cui Nureyev è stato anche un grande rappresentante. Ecco. Quindi non mi resta che salutare tutti voi che state vedendo questa storia, piccola storia filmata. Ringrazio l'operatore Pietro Volpi soprattutto vi mando un bacio a tutti, che è anche il titolo di un mio film, Il bacio, e quindi da Svidania.